dopo una settimana, anzi direi 2 settimane di grande pallacanestro, di grande fatica, ma anche di grandissime soddisfazioni. Siamo qua quindi a chiudere, amici, questo ciclo dedicato al basket giovanile, al grande basket giovanile che noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di organizzare e ospitare in Friuli con una copertura televisiva della nostra emittente senza precedenti. Colgo l'occasione per ringraziarti, perché effettivamente mai aver pensato, quando abbiamo iniziato Di arrivare a questo punto. Qualche anno fa con Solo Sport Friuli, in quell'occasione, col Ficus Benjamin dietro di noi, di arrivare a fare una finale in diretta via satellite, 3 ore di diretta con collegamenti, pre-partita, post-partita, bordocampista, insomma c'erano 2500 persone a vederci al Palasport, più tutte quelle che erano in televisione, per cui veramente una cosa senza precedenti e credo anche difficilmente eguagliabile. Difficilmente migliorabile, credo fosse la parola più giusta, perché ci siamo superati davvero. Sì, ne parlavo anche con Valerio Morelli ieri, dicevo l'obiettivo è il prossimo anno cercare di pareggiare almeno questo livello, perché credo che veramente a livello mediatico più di così sia difficile fare tutte le partite in diretta streaming, 4 partite al giorno in leggera differita sul nostro canale, la diretta della finalissima sia sul nostro canale a livello digitale che sul bouquet Sky 839, insomma numeri di ascolto impressionanti. Ti chiederò adesso un po' di numeri perché tu hai fatto un po' la cuenta e credo che i numeri rappresentino perfettamente. Io non sono un uomo di numeri, non sono un matematico, però in questo caso credo che veramente i numeri diano un'impressione definitiva di quello che sta alla portata di questo fantastico evento. È chiaro che le emozioni in questo caso prendono il sopravvento e ci spingono a dire ok, ripartiamo. Poi la razionalità deve farci fare un ragionamento, il ragionamento è quello di cui magari parlavo anche con Valerio Morelli sul Messaggero: facciamo un progettino, studiamolo bene, partiamo per tempo, facciamo sinergia con la TV, cerchiamo qualche investitore che abbia voglia di dare una mano sia in televisione che in questo evento, creiamo un pacchetto e via, per un 3 anni andiamo avanti noi e cerchiamo di continuare su questa strada, perché abbiamo fatto vedere con i numeri e sul campo che possiamo organizzare un grande evento nella nostra città e in tutta la nostra regione. Io credo, dicevo mio figlio Enrico, fra 20 anni, magari quando lui giocherà qualche finale, anzi fra meno di 20 anni, probabilmente gli diranno: tuo papà era quello che aveva organizzato. Sì, perché credo che questa sia un pezzo di storia del basket udinese che entra in queste grandi pagine, in questo grande librone del basket. A parte, Davide, diciamolo che è vero, chiudiamo tutto, ma fra 10 giorni sei già lì. A Malagoli. Sì, quindi... E tocca, sicuro non ci fermiamo mai, quindi altro basket, tutta l'estate andiamo avanti. Però insomma questo credo sia stato il clou, fa il paio con Cividale lo scorso anno, un bagno di folla identico, grande entusiasmo. Adesso ci fermiamo un attimo dopo il Malagoli e ragioniamo su questa idea di strutturare magari un progettino triennale, perché finché la barca funziona credo sia giusto metterla in mare e regalare questi grandi momenti di pallacanestro a tutta la nostra città e alla nostra regione.